Presidente Noal, che futuro per la viticoltura del Montello? Credo sia un futuro molto interessante. Qui nella denominazione dell'Asolo Prosecco Superiore e del Montello DOCG, del Montello Asolo DOC, appunto come cito queste tre denominazioni abbiamo capito che non c'è una monocultura. È uno dei pochissimi territori dove c'è un importante protagonista che è l'Asolo Prosecco Superiore, ma al fianco ci sono due importantissime denominazioni appunto legate al mondo dei rossi, e il Montello ne è ovviamente la parte principe, fa parte del leone di questa realtà. Io credo che nel Montello si possa effettivamente pensare innanzitutto al Montello Asolo DOC, senza tralasciare l'importanza della DOCG, che ne sta facendo veramente sta facendo cose molto importanti, perché è rappresentata dalla Recantina. Recantina è un vitigno autoctono, è locale, si sta affermando in maniera importante, è un vino giovane, piace alle popolazioni. Siamo stati anche in Germania, in Francia, alle varie fiere, assaggiano volentieri i buyer ma anche gli operatori dell'enogastronomia sicuramente l'Asolo, ma quando poi noi le facciamo assaggiare anche i nostri rossi, in particolare la Recantina, rimangono ben impressionati e sono convinti di poter tornare ad assaporarlo, e noi ovviamente speriamo che vengano a assaporarlo qui a casa nostra. Quindi il Montello credo abbiamo delle capacità inespresse. Potremmo sicuramente pensare anche, ricordo l'impegno dei 5 comuni, no? Con tutto il tema della tenuta degli angeli. Qui abbiamo anche altre aree, sto pensando a tutta l'ex polveriera, che oggi è un grosso problema da un lato, ma potrebbe essere una grande risorsa. Perché non pensare ad esempio a una piccola parte legata all'agricoltura, alla sperimentazione, a tutti i prodotti tipici di questo territorio, dalla patata piuttosto che al miele, quindi alle api, e quindi tornare al tema della sostenibilità ambientale, e quindi anche Recantina, magari in collaborazione col Cerletti. Insomma, idee ce ne sono e le stiamo discutendo. Quindi ci sono grandi margini di crescita. Assolutamente sì, l'importante è che stiamo uniti, i comuni ci sono, l'evento di questa sera lo dimostra. Ovviamente bisogna avere idealità, progettualità, anche magari forse anche sogni, però senza i sogni insomma non si vive male, qualcuno diceva, e con i modelli a tendere verso il futuro io credo che passo dopo passo si possa effettivamente dare e sperare una continuità anche dal punto di vista economico di quest'area, che ricordiamolo per la Serenissima è stata da sempre un polmone importante sia dal punto di vista economico ma anche sociale.